meno che non finisca a 28 pari, tipo la finale, sarà tuo, sei soddisfatto immagino. Molto soddisfatto da questa annata complessiva sia di categoria che di questa Crazy Cup. Dicevamo, capocannoniere di un torneo comunque prestigioso, la tua squadra è arrivata a un passo dal terzo posto, però considerando che solo tu sei tesserato, che siete tutti un gruppo di grandi amici che hanno visto tra l'altro anche la Coppa Chiosco importante questo torneo, applauso tra l'altro del capitano Maiani e delle groupies numerose del centro padriciano. Ti chiediamo di dare un bilancio della tua squadra in questo torneo, senz'altro positivo. Un bilancio sicuramente positivo per tutto il gruppo. Siamo stati un gruppo sia in campo che fuori dal campo e adesso riprenderemo con gli altri tornei sperando in obiettivi molto più in alto. Siccome in questo torneo siamo riusciti ad arrivare fino a una finale così a metà. Beh, in ogni caso, viste le premesse che erano quelle di fare una buona figura, insomma, di divertirsi, di riuscire magari a coniugare i risultati al bel gioco, è un centro padriciano che ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori e gli spettatori e magari anche voi. Sì, il nostro gruppo è rimasto molto sorpreso dalla prestazione che abbiamo avuto fino a oggi. Conducevamo questa partita 4-2 a 5 minuti dalla fine, il calo fisico e qualche sbadataggine in campo ha fatto sì di arrivare ai supplementari e cedere sotto il crollo fisico e psicologico. Di fronte a una squadra comunque che annovera tra le sue file giocatori di tutto rispetto. Certo, è una squadra completamente fatta da giocatori di eccellenza e è un buon gruppo e la tecnica si è fatta sentire in campo. Adesso io non so se devo sentire prima il capitano del centro, no, mi fa già segno di no perché non c'ha fiato, non ce la fa, a posto, va bene. Allora ti lasciamo alle attenzioni della tua compagna.